All the Italian Food oggi fa tappa a Napoli, l'antica capitale del Regno delle Due Sicilie. In realtà le origini di questa città sono molto più antiche, risalgono addirittura all'epoca greco-romana. Poi da queste parti si sono succedute tantissime, veramente tantissime dominazioni, i greci, i romani, gli spagnoli e poi naturalmente gli arabi, e ci sono stati addirittura i francesi e i normanni. Tutto questo pot-pourri di dominazioni ha dato vita ad una cucina assolutamente variegata, alla base della quale ci sono ingredienti genuini, ma che però hanno avuto la contaminazione della grande fantasia dei napoletani. Due i tipi di cucina che ritroviamo da queste parti: quella con gli ingredienti più raffinati, le preparazioni più elaborate, la cucina dei ricchi, delle classi più agiate, e poi c'è la cucina più povera, quella fatta con gli ingredienti genuini della terra, che tutti i giorni si acquistano nei mercatini rionali, che tra l'altro vi faremo vedere proprio nel corso di questa puntata. Sono alla base della cucina tradizionale partenopea, quella che si consuma tutti i giorni nelle trattorie di questa città, e ovviamente alla base di questi piatti straordinari c'è una tradizione particolare, quella che i napoletani ci hanno confidato, quella che hanno confidato alle nostre telecamere. Anzi, venite con noi, facciamo un viaggio e chiediamo a loro qual è il piatto principale, più gustoso, più tradizionale della cucina napoletana. I centri commerciali in realtà non li hanno inventati gli americani, li abbiamo inventati noi italiani. In particolare oggi siamo a Napoli per scoprire questo mercatino rionale straordinario, dove tutti i giorni da centinaia di anni migliaia e migliaia di massaie vengono a scoprire le mercanzie, non soltanto tra banchi di frutta e ortaggi, ma anche naturalmente per tutto quello che ha a che fare con la cura della persona, della casa di tanti casalinghi. Ma a proposito, visto che noi parliamo di cucina, di regine della cucina napoletana, voglio presentarvi un'amica. Eccola qua, la cipolla. Con questa si prepara la genovese. Alla signora Anna adesso chiediamo di raccontarci qual è la vera ricetta della genovese qui a Napoli. Faccio rosolare la carne, poi preparo le cipolle, ci butto tutto assieme, un po' di pomodorini e basilico. E questa è la classica, semplice, che è buonissima. La cucina napoletana ha tutta una serie di tradizioni e di antiche leggende, ma anche di misteri. Per esempio uno è legato alla genovese. Siamo a Napoli perché si parla di Genova. Che cosa c'entra il capoluogo ligure? In realtà ci sono tutta una serie di leggende legate al nome di questa pietanza tipica, una delle regine della cucina partenopea. Innanzitutto la leggenda affida ai cuochi di Genova, originari proprio della città genovese, che gestivano delle bettole intorno al porto, la paternità di questa straordinaria ricetta. Secondo qualcun altro, invece, l'autore della ricetta stessa sarebbe stato un cuoco malfamato, che veniva chiamato appunto o genovese, e quindi avrebbe dato il nome all'intera ricetta. Secondo qualcun altro, addirittura, le radici di questa incredibile ricetta veramente buona della cucina napoletana affondano le radici nella capitale svizzera, Genève, in francese, Ginevra in realtà in italiano. Da Genève verrebbe fuori poi genovese, chissà se è vero. Fondamentalmente il mistero rimane. Abbiamo parlato tantissimo di genovese, delle leggende legate a questa ricetta, e è arrivato il momento di assaggiarla. E lo facciamo nel centro storico di Napoli, dove la genovese è veramente un culto. Siamo alla Campagnola. Antonio, come stai? Tutto bene, grazie. Senti, io so che qui preparate una genovese da paura, che è uno dei piatti tradizionali della cucina napoletana. Perché la genovese è un piatto pieno di sapore, intenso, mi entra veramente dentro. Come fa la nonna mia, nonna e zio, troppo buono. E questa invece è la sangria napoletana, un vino caporcofe. Ma non soltanto, perché il menù del giorno, che è sempre diverso, propone ovviamente una serie di specialità particolari. Oggi che cosa avete preparato? Abbiamo preparato come antipasto fiori di zuccheri pieni. Ma questi fiori di zuccheri pieni so che li chiamate in una maniera particolare qua a Napoli, i ciurilli. Come si preparano? Che cosa sono? Sono fiori che vengono farciti con ricotta fresca, provola, salame, poi passati in pastella e fritti. Da che anno siete qui a preparare tutte queste specialità? Noi siamo aperti dal 1946. C'era la nonna e poi è arrivata tua madre, che adesso è in cucina, dove la nostra troupe è andata già a curiosare nel suo regno.
Tra le tante coppie in Italia che sono famose ci sono Romeo e Giulietta a Verona, ci sono Dante e Beatrice a Firenze e a Napoli in cucina c'è una coppia particolarmente famosa. Salsicce e friarielli. Salsicce e friarielli. Che sono i friarielli? Praticamente è una verdura tipica napoletana, un poco amarostica, cucinata con aglio, olio e peperoncino. Mi sa che li voglio assaggiare. Andiamo in cucina. Salsicce e friarielli sono pronti, avete visto li hanno cucinati proprio per noi e sono pronti per essere impiattati, anche se al nostro amico Nando volevo chiedere, ma non ce l'hai un po' di pane? Gli americani si sono inventati gli hamburger con le patatine, che sono una coppia perfetta, fish and chips gli inglesi e poi lo hanno esportato negli Stati Uniti, a Napoli salsicce e friarielli sono un connubio assolutamente straordinario. In un bel pezzo di pane, spesso lo usano anche quando devono andare in giro, nelle gite fuori porta o naturalmente quando devono andare al lavoro e si organizzano un pezzo di pane in questo modo, si taglia la salsiccia, la si mette nel pezzo di pane fresco insieme ai friarielli, chiudiamo e assaggiamo quella che a Napoli si chiama la merenda, cioè amarenna. In realtà spessissimo si pranza così. Affronteremo presto altri viaggi nelle tradizioni del nostro paese e lo faremo insieme a voi su Old Italian Food.